Lunedì 30 maggio siamo convocati al Quirinale dal Presidente della Repubblica Napolitano insieme a un ristretto numero di parlamentari europei per discutere delle prospettive finanziarie dell'Unione Europea e della coesione della stessa Unione. Tema estremamente importante di cui la politica italiana poco si occupa, concentrata come sempre in modo abbastanza provinciale sulle nostre questioni interne, ma che in realtà ha effetti estremamente importanti sia per l'Unione Europea che per le ricadute sul nostro territorio. Sarà però l'occasione, questo incontro con il Presidente Napolitano, per rimettergli personalmente un appello firmato da me in qualità di responsabile degli italiani all'estero dell'Italia dei Valori e dal mio omologo Eugenio Marino del Partito Democratico, per segnalare al Presidente della Repubblica la situazione estremamente critica dell'impatto del voto degli italiani all'estero sul prossimo referendum. Gli italiani all'estero hanno diritto e dovere di votare, ma di fatto hanno notevoli restrizioni nel poter effettivamente esercitare questo diritto di voto. Funziona così: le schede elettorali vengono inviate dai consolati alle residenze degli italiani all'estero, i quali votano per corrispondenza rispedendo la scheda compilata. Purtroppo in moltissimi casi, nella stragrande maggioranza dei casi, le autorità consolari non inviano queste schede e siamo sommersi da segnalazioni da numerose parti del mondo che queste schede non sono state ancora recapitate. Le esperienze di consultazioni precedenti purtroppo confermano che molto spesso non sono recapitate. In questo caso l'italiano che vive all'estero, se non riceve a casa la scheda, se la deve andare a prendere di persona presso il più vicino consolato. Molti consolati sono stati chiusi negli ultimi 2 anni, anche qui in Belgio, da dove vi parlo, dove abbiamo centinaia di migliaia di italiani aventi diritto di voto, e quindi non essendo possibile nemmeno un ritiro per delega di una scheda elettorale, di fatto moltissimi italiani non votano. Tuttavia, gli italiani all'estero concorrono alla formazione del quorum per i referendum e stiamo parlando di oltre 3 milioni di aventi diritto al voto, tenendo conto che negli ultimi mesi abbiamo anche riscontrato una, per certi aspetti curiosa, accelerazione nell'aggiornamento dell'anagrafe elettorale all'estero, che è aumentata di oltre l'8%. Quindi raggiungere il quorum in queste circostanze vuol dire non avere il 50% più uno dei voti realmente espressi, ma se dobbiamo tener conto degli italiani che avranno difficoltà a votare, avremo bisogno di almeno il 55% di effettivi votanti al prossimo referendum. Quindi quello che si sta fabbricando intorno a questo voto, ostacolandolo, ha delle ripercussioni estremamente importanti per l'esito del nostro esercizio referendario così cruciale. C'è anche un'altra conseguenza che noi segnaliamo al Presidente della Repubblica Napolitano. Le schede in alcuni casi sono arrivate e qualcuno ha già potuto votare, ha già rispedito. In Belgio in qualche caso le schede sono arrivate e qualcuno ha già potuto votare. Tuttavia sappiamo che il governo italiano sta tentando tutte le strade per cercare di fermare i quesiti sull'acqua e soprattutto sul nucleare. Stiamo ancora aspettando l'esito di questa decisione anche da parte della Corte, ma ci possiamo facilmente trovare in una situazione assolutamente abominevole, laddove una consultazione elettorale, una consultazione referendaria viene fermata quando alcuni elettori hanno già espresso il proprio voto, vale a dire una consultazione che viene interrotta a voto già aperto. Il Presidente della Repubblica, ci auguriamo, potrà autorevolmente intervenire per sanare queste anomalie così profonde. È un peccato che in un'occasione nella quale dobbiamo parlare soprattutto dei grandi temi di riflessione a lungo respiro del futuro dell'Unione Europea e del nostro Paese, dobbiamo ricordare che in Italia non si rispetta nemmeno l'ABC della democrazia.